Siamo qui a Venezia all'11ª edizione di Venezia Guida ai Vini del Veneto, quindi una giornata importantissima per quanto riguarda la valorizzazione del mondo enogastronomico. Abbiamo avuto con noi la votazione di colleghi sommelier, ma anche di giurie molto particolari, la giuria dei giornalisti e la giuria dei ristoratori. Questo per dare sempre più spessore e sempre più importanza a quella che è la premiazione dei migliori vini del Veneto. Esperienza positiva, direi divertente, con un tavolo di colleghi evidentemente, con cui confrontarsi, con cui raccontarsi un po' di aneddoti anche, e attorno ovviamente a un panel di vini meravigliosi che vengono già da una selezione molto importante, che ci hanno trovato, devo dire, sempre molto in accordo anche nella scelta dell'ultimo vino finale, quello che dovrebbe essere per noi tavolo dei ristoratori incoronato, ma motivo soprattutto interessante di questo ringrazio AIS, di confronto e di scambio di opinioni. Una grande responsabilità, perché dover valutare ciò che è già stato iperselezionato dai colleghi sommelier del Veneto è stato impegnativo. Le tipologie erano tutte ben rappresentate da vini interessanti. In particolare alla nostra giuria di giornalisti sono piaciute le batterie dei vini bianchi secchi e quella dei vini dolci, che erano tutti bianchi dolci, per espressività, anche per diversità di carattere. Nel complesso una produzione ormai consolidata di una regione che si esprime dalle bollicine appunto ai vini dolci ai massimi livelli. Grazie a questa giornata oggi sono stati definiti i migliori vini del Veneto per ogni categoria. La guida di AIS Veneto si colloca all'interno di un contesto enorme che è quello di Associazione Italiana Sommelier ed è parte integrante del lavoro di testing che ogni anno ci consente di produrre i risultati dei migliori vini di ogni territorio. Allora, oggi ci siamo trovati a Venezia per portare a termine il lavoro della Guida Venezia, la finale per l'assegnazione del miglior vino del Veneto nelle 7 categorie: metodo Martinotti, metodo classico, vino rosa, vino bianco, vino rosso da invecchiamento e vino dolce. È il momento conclusivo in cui diamo finalmente il termine a quello che è stato un anno molto impegnativo dal punto di vista del lavoro, ma che ci ha dato anche grandissime soddisfazioni.